L'ultima partita della stagione è una festa al Palagozzano perché l'Antenore, con una giornata d'anticipo, seppur con il brivido, però ha timbrato quello che era l'obiettivo salvezza, e anche il prossimo anno giocherà nel campionato di Serie C1 di calcio a 5, per cui gli spalti sono gremiti per festeggiare una squadra molto giovane, la più giovane del campionato, che è riuscita a raggiungere il traguardo. Adesso vuole anche far divertire i propri tifosi, inizia bene con questa conclusione di cinquino parata dal portiere. A retrocedere sono stati proprio gli avversari del Flaminia, che però non ci tengono a chiudere anche con una sconfitta, e quindi provano ad impensierire l'Antenore, che però ha un avvio di gara migliore, passa in vantaggio con Secchieri, che finalizza così uno schema da calcio piazzato e porta avanti i suoi 1-0 per l'Antenore Sport Padova, che poi vuole anche cercare il raddoppio. Rizzi si libera bene, poi succede di tutto davanti al portiere, Rigatto non riesce a metterla dentro, e così scampato il pericolo si sistema il Flaminia, trova l'1-1 con questa bella azione, il cross di Lena e il gol di Aliotto. Sotto misura il pareggio del Flaminia non destabilizza l'Antenore, che va vicino al 2-1 ancora con Secchieri che colpisce il palo, poi Cinquino la sua conclusione prima ribattuta, poi trova ancora l'opposizione del portiere. Anche un po' sfortunato l'Antenore, che sul finire del primo tempo passa anche in svantaggio. Il 2-1 del Flaminia è segnato da Lena, e così gli ospiti passano in vantaggio, e nel finale del primo tempo rischiano anche di triplicare. Ci vuole infatti un nuovo salvataggio sulla linea per evitare il 3-1. Proprio nell'ultimissima azione del primo tempo il capitano Federico Crepaldi a fare un grandissimo numero, a tirare, trovare l'opposizione del portiere, poi il palo, poi succede di tutto ed è quasi Crepaldi ad evitare il gol. Nel secondo tempo invece non succede tantissimo, ma il tributo è per Mauro Parisotto, che proprio oggi disputava la sua ultima partita della carriera in calcio, del calcio a 5. Grande festa per lui e grande festa anche per l'Antenore, anche se ci ha provato fino all'ultimo la formazione di Rodriguez nel finale, anche con il portiere di movimento, ma non è riuscita ad evitare una nuova sconfitta, ed è un po' una beffa per l'Antenore, che avrebbe meritato almeno di raccogliere qualche punto in più. In ogni caso finisce comunque 2-1 per il Flaminia, che vince, ma una vittoria inutile, perché a salvarsi è l'Antenore Sport Padova, che così può applaudire i propri tifosi e dare loro appuntamento per la prossima stagione, che si giocherà sempre al Palagozzano per l'Antenore Sport Padova, sempre in Serie C1.